Entre onde ambos, meu Deus eterno, pois não há nada que se compara a ti. Mais do que tudo, em tua presença eu quero viver. Correrei para ti, dançarei para ti. Eu quero estar perto de ti, prostrar-me aos seus pés e te adorar. Eu quero estar perto de ti e te adorar, e te adorar, e te adorar. Eu quero estar perto de ti, prostrar-me aos seus pés e te adorar. Eu quero estar perto de ti e te adorar, e te adorar, e te adorar. E mais do que tudo, em tua presença eu quero viver. Correrei para ti, dançarei para ti. Eu quero estar perto de ti, prostrar-me aos seus pés e te adorar. Eu quero estar perto de ti e te adorar, e te adorar, e te adorar. Eu quero estar perto de ti, prostrar-me aos seus pés e te adorar. Eu quero estar perto de ti e te adorar, e te adorar, e te adorar. Age outra vez em mim, queima o meu coração. Arde outra vez em mim, queima o meu coração. Arde outra vez em mim, queima o meu coração. Siamo divertiti, ma in questo momento vogliamo ringraziare Dio, vogliamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto nelle nostre vite, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nella nostra vita lavorativa, nella nostra vita a scuola in quest'ultimo anno, e ringraziarlo per quello che verrà. Sappiamo che Lui ha già preparato qualcosa di grande per il nostro 2023, quindi questa sera è la sera in cui noi possiamo adorarlo, possiamo ringraziarlo, possiamo profetizzare nella nostra vita qualcosa di grande per l'anno che sta per cominciare. Io voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi, cominciamo questo culto con una preghiera e poi cantiamo, lodiamo a Dio e sentiamo ciò che di grande Lui ha per noi nelle nostre vite.
Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti per questa serata, Signore, che è la tua presenza. Siamo, Signore, stati qua a vivere questo uno in Cristo che noi profetizziamo, Signore, che noi proclamiamo, e l'abbiamo vissuto attraverso questa cena, Signore, questa cena comunitaria di Capodanno, in amicizia, in allegria, Signore. Ma adesso vogliamo celebrare il tuo nome, renderti grazie, adorarti, darti ogni onore per quello, Signore, che tu hai fatto in quest'anno nelle nostre vite e per quello che ancora hai in mente di fare nell'anno che verrà. Signore, già da adesso vogliamo dirti un grande grazie, perché sappiamo che tu hai preparato solo il meglio per le nostre vite. Cambia, Signore, ancora una volta i nostri cuori, rinnova le nostre menti, affinché noi possiamo essere pronti per ottenere quel premio che tu hai preparato per noi in questo nuovo anno. Nel nome di Gesù benedici questo culto e ricevi questa nostra adorazione. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Amen. Eu não so come siete hoje, mas spero che siete gioiosi, che siete felici, che siete contenti. È l'ultimo giorno dell'anno e è un giorno che noi dobbiamo ricordare quanto siamo grati al Signore, perché fin qua noi siamo arrivati. Amen? Tu puoi dire siamo ancora qua? Siamo ancora qua. Più forte, siamo ancora qua? Alleluia! Abbiamo avuto tante lotte, ma abbiamo vinto più vittoria, perché noi siamo qua. Vuol dire che noi siamo più che vincitori nel nome di Gesù. Então allora adoriamo il Signore. Ma non siamo crollati, perplessi, ma non siamo disperati, siamo ancora in piedi, perseguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non siamo distrutti. Dichiari così. Siamo ancora in piedi, non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione santa, noi siamo la Chiesa, viviamo perfetti, siamo ancora in piedi. Sulle mani. Perseguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi, non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione santa, noi siamo la Chiesa, viviamo perfetti, siamo ancora in piedi. Alleluia! La perseguizione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che Nessuno nessuno può
può fermare la Chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in la persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in Alleluia. 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 Amém. Amém. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parola di vita eterna. Amém. Dio a tuo fratello questa sera: tu hai fatto la miglior scelta questa notte. Tu hai fatto la miglior scelta questa notte, è stare alla presenza di Dio, è stare ai piedi del Signore, è renderti a Lui. Nella tua direzione, che mi fa vedere l'amore, che mi fa vedere l'amore, e io vedo te, e io vedo te, e io vedo. Dichiara ancora una volta: io vivo una nuova canzone, io vivo una nuova canzone, che mi porta nella tua
solo tu hai parole, hai parole di vita, non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai hai parole di vita, non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita, non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita, hai parole di vita, hai parole di vita, solo tu, hai parole di vita, solo tu, c'è un altro luogo che io voglio stare, Padre, grazie perché siamo qui. solo tu. Grazie per la tua presenza in questo luogo. Parole di vita, Signore, libera la nostra mente di ogni peso altro luogo che ci porta lontano da te questa sera. voglio stare, Non c'è un altro luogo in cui noi vogliamo stare. Solo tu hai parole di vita eterna. parole di vita, Non c'è un altro luogo, Signore, in cui noi vogliamo stare. voglio stare, Perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. parole di vita, Oh, Spirito, parole di vita, Spirito Santo, parole di vita, Spirito tu chiudessi i tuoi occhi in questo momento. Chiude i tuoi occhi in questo momento. Chiude i tuoi occhi e fai una retrospettiva di ciò che tu hai vissuto. Pensa a ciò che tu hai vissuto quest'anno, la tua storia, il percorso in cui tu hai fatto. Come Dio ha lavorato nella tua vita, come Dio ha protetto la tua storia, come Dio ha protetto la tua vita, come Dio ha protetto la tua famiglia, come Dio ha cambiato la storia, come Dio ha cambiato la tua storia. Cosa Dio ha fatto per te quest'anno? Cosa Dio ha fatto per la tua famiglia? Quante liberazioni Dio ha dato? Quanti regali noi abbiamo ricevuto dal Signore? Comincia a pensare in questo momento.
Tu sei un Dio che cambia la nostra storia. Tu cambi la nostra storia. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu. Grazie perché ci hai salvato, Signore. Grazie perché hai cambiato la nostra storia. Grazie perché ci ha fatto più che vincitori quest'anno. Grazie per le liberazioni che tu ci hai dato. Grazie per la nuova storia che tu hai scritto per noi quest'anno. Grazie per gli insegnamenti. Grazie perché tu ci hai dato, Signore, tante liberazioni quest'anno per i nostri figli, per la nostra casa, per la nostra famiglia, Signore. Grazie, Signore, per questo noi non potevamo essere in nessun altro luogo che ai tuoi piedi per ringraziarti, Signore. Grazie, Signore, per ciò che tu farai ancora per noi, perché non c'è un altro luogo che noi vogliamo esserci, Signore, che se no alla tua presenza, Signore. Non vogliamo essere da nessun altro luogo a non essere della tua presenza. Non c'è un altro luogo che noi vogliamo esserci, Signore. Grazie, Padre, grazie per quello che hai fatto. Grazie perché tu hai cambiato la nostra storia. Grazie, Signore, perché è stato un 2022 meraviglioso la tua presenza. Hai parole di vita, non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Hai parole di vita. Parole di vita. Parole di vita. Tu hai parole di vita, Signore. Tu hai parole nuove per dichiarare sulla nostra vita. Le tue parole sono di benedizioni, sono di trasformazioni, sono parole di gioia, di speranza, di certezza che tu ci sei con noi. Grazie, Padre, per ciò che tu stai facendo in questo culto. Grazie per la tua presenza. Grazie, Padre, per il privilegio. Grazie, Signore. Io ti invito a sederti in questo momento. Io sono un miracolo di Dio e oggi sono qui per raccontarvi la mia storia. Correva l'anno 2002 e io riesco ancora a percepire il sentimento di gioia di mia madre nel sapere che portava in grembo il suo figlio. Già prima di essere concepito ero molto desiderato dai miei genitori. La gravidanza iniziò con tanti sogni, con tanti progetti e con tante domande. A chi sarei somigliato di più? Come sarebbe stata la mia stanza?
quali vestiti avrei indossato nel lasciare il reparto di maternità e come mi sarei chiamato. Nel quinto mese finalmente seppero che ero un maschietto. I miei genitori allora decisero di darmi il nome in base al significato che avrebbe portato per me. Dio è il mio giudice. Tutto era perfetto, ma quando ho completato il mio sesto mese nel grembo materno, in un'analisi del sangue di routine mia madre scoprì di aver contratto un virus. Citomegalovirus. Si tratta di un virus estremamente diffuso e poco preoccupante per le persone, ma per una donna incinta può avere conseguenze terribili. Può causare al bambino cecità, sordità, amputazione degli arti, paralisi cerebrale e altre conseguenze a seconda del mese di gravidanza in cui viene contratto. Lì sono iniziate le preoccupazioni dei medici e dei miei genitori. Sono stati fatti diversi altri test per cercare di sapere in quale mese mia madre fu contagiata e solo al settimo mese di gravidanza uscì il risultato. Mia madre era stata contagiata nel quarto mese. Grazie a Dio, dissero i miei genitori, perché il primo trimestre di gravidanza è effettivamente il più pericoloso per contrarre il virus. Ma i medici erano ancora un po' preoccupati, perché il quarto mese è molto vicino al primo trimestre. Non avevamo altra scelta che pregare e aspettare la mia nascita per fare esami più approfonditi. Tutto sembrava più calmo, i miei genitori un po' più rilassati. Quando, dopo aver trascorso 8 mesi nel grembo di mia madre, nel giugno del 2003 ho iniziato a muovermi molto forte nella sua pancia. Mi sentivo un po' soffocato e mia madre aveva terribili mal di testa. Quando sono entrato in ospedale a fare un esame per sapere se stavo bene, il medico ha detto ai miei genitori: mamma e papà, il bambino soffre nella pancia, è completamente asciutto senza liquido amniotico. Mia mamma aveva effettivamente avuto una malattia della placenta, che le aveva provocato l'invecchiamento della placenta, che aveva così smesso di produrre liquido amniotico già nel settimo mese. Per questo motivo io non ero più in grado di respirare. Il medico proseguì: il bambino deve essere rimosso dalla sua pancia con emergenza. I miei genitori piangevano molto, eppure non avevano ancora capito quanto tutto questo fosse grave. Al momento del parto tutta l'equipe era preoccupata. Dopotutto anche mia madre era a rischio di vita insieme a me. Dopo un parto molto doloroso io nacqui, ma quello che è il normale pianto del neonato non mi giunse alla bocca. Lanciai solo un breve grido, dopodiché svenni. Per un attimo mia madre, senza molta coscienza, riuscì a sentire: prendilo, presto, deve essere intubato. Solo il giorno dopo i miei genitori mi videro. Io ero lì a vivere momenti in cui solo Dio avrebbe potuto sostenermi, solo con un pannolino e con tubi infilati nella mia piccola bocca e nelle narici per farmi respirare, e aghi nelle braccia e nei piedi per la flebo e l'iniezione di medicine. Il mio cuore aveva bisogno di un piccolo aiuto con farmaci, così come i miei polmoni, poiché non riuscivo a respirare da solo. Macchine erano connesse al mio minuscolo corpo, emettendo un suono acuto ogni volta che le mie condizioni si aggravavano. Per non peggiorare le cose, i medici decisero di mettermi in coma indotto. Mia madre diceva: perché Dio? Ho fatto tutto bene, perché io e il mio bambino dobbiamo vivere tutto questo? Mia madre infine lasciò l'ospedale, ma io rimasi in terapia intensiva in attesa che il miracolo di Dio si posasse su di me. Dopo aver completato un'altra settimana nell'area a rischio del reparto di terapia intensiva neonatale, Dio finalmente soffiò il soffio di vita nei miei polmoni. Ero in grado di respirare da solo. La dottoressa aveva spiegato ai miei genitori che c'erano bambini che avevano già completato un mese di vita e ancora erano intubati, ma io ho vinto in Cristo. Dio è grande e fedele, e quando Lui vuole non c'è niente che può resistergli. Mi sono sentito sollevato a respirare da solo, ma ancora non potevo lasciare il reparto di terapia intensiva. Passai le 2 settimane successive facendo molti test per vedere se avevo postumi del citomegalovirus. Feci esami cerebrali, oculistici, uditivi,
ma ancora una volta il Signore fu misericordioso con me. Tutti i risultati furono perfetti. Oggi sono qui a vivere il miracolo di Dio nella mia vita. Ho attraversato momenti difficili con i miei genitori, ma Dio si è preso cura di me per tutto il tempo. Mi ha dato il respiro della vita per ben 2 volte e oggi posso dire, io sono un miracolo di Dio. Pace a tutte. Questa è la mia storia. Io sono un miracolo di Dio. Non prolungherò molto perché sennò comincerò a piangere. Non vogliamo questo. Ma volevo soltanto fare riflettere perché grazie a Dio oggi io posso lodare il suo nome. Grazie a questa opportunità perché io non sono meritevole. Lo so di questo. E volevo lasciare, non so se sia possibile mettere un versetto che è Matteo 19, 26. Sì. Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Dio mi ha toccato molto in questo versetto, non sapevo neanche che dovevo dire qualcosa, mia mamma mi ha raccontato che dovevo venire qua e spiegare la mia storia, ma mentre stavo cenando ho chiesto a Dio di pormi nel mio cuore un versetto che poteva esprimere tutto ciò che ho vissuto. E mi è proprio apparso questo versetto e penso che non soltanto io sono un miracolo, ma ognuno di noi siamo miracoli di Dio. Ognuno ha la sua storia, quindi volevo soltanto ringraziare prima Dio e la mia famiglia e a tutti quanti che mi supportano in questi giorni e in tutta la mia vita. Grazie. Alleluia. Amen. Io voglio che tutti alzino in piedi in questo momento. Questo Capodanno, se avete visto il banner, si chiama Insieme dall'inizio. E Dio è con noi dall'inizio della nostra vita, dall'inizio della nostra storia. Non ci ha mai lasciato, non ci ha mai abbandonato. Dal ventre materno di Daniel, Lui già ci prendeva cura di Lui. Amen. Continuiamo ad adorare il Signore. Alleluia. Yahweh. Noi ti ringraziamo, Padre. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore. Qui davanti a te, ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore. Qui davanti a te, ciò che voglio è solo adorare. Yahweh, Yahweh,
catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Porti guarigione, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Sciogli ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzi sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasciami ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spessi ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro. La Chiesa può dichiarare questo? Spezzi ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spessi
questo momento. Io sono un miracolo di Dio e oggi sono qui per raccontarvi la mia storia. 14 anni fa, non molto tempo prima di trasferirmi in Italia, il giorno 11 luglio del 2008 mi diagnosticarono un tumore all'utero. Un mieloma multiplo di peso molto elevato mi stava mangiando da dentro. I medici mi dissero che se non mi fossi operata subito questa malattia sarebbe esplosa, perché aveva avuto una crescita molto rapida. Solo che le spese mediche, le medicine, i controlli e tutto il resto erano molto cari. A quel tempo più di 3.000 reais, cioè circa 600 euro, e mio papà non aveva condizioni di pagarli. Finalmente, dopo molte ricerche, riuscimmo a trovare un sussidio dello Stato che ci permetteva di pagare le medicine che mi servivano, solo 600 reais, ovvero 120 euro circa. E da lì cominciò il mio percorso di trattamento, di controlli e di guarigione. Non entro nei particolari di quel periodo, ma alla fine Dio fece il primo miracolo. Prima di venire in Italia feci degli esami di routine. Miracolosamente la dottoressa disse che in me non c'era nulla che non andava. Il tumore era scomparso. Ma era solo l'inizio. Arrivata in Italia continuai a prendere le medicine. Purtroppo non sapevo che proprio quelle medicine mi stavano riportando allo stato di prima. Molto velocemente il tumore si ripresentò e io iniziai a stare male.
molto male, e ogni giorno che passava stavo sempre peggio. Ho visto la mano di Dio in quel periodo che metteva vicino a me persone sempre disposte ed in grado ad aiutarmi. Ancora senza documenti riuscirono a prenotarmi delle visite all'ospedale di Negrar, dove feci degli esami. Ma i risultati non furono buoni. Il tumore ancora una volta mi stava mangiando da dentro ed insieme alla malattia e al dolore iniziai anche a perdere pericolosamente peso. In quel periodo il mio fidanzato stava viaggiando in Brasile e quando tornò si spaventò nel vedere come il tumore aveva ridotto il mio corpo. Il mieloma continuava a crescere e i medici ancora una volta mi dissero che continuando così in pochi giorni sarebbe esploso dentro di me. Ma Dio è fedele e non lasciò che questo avvenisse. Dio fece in modo che io mi operassi, nonostante non avessi né documenti né soldi per pagare quell'operazione. Riuscire ad avere accesso a quell'operazione fu una vittoria che Dio mi diede, ma ben presto mi resi conto che quella vittoria era in realtà l'ennesimo gigante che da sola, senza l'aiuto di Dio, non potevo vincere. L'operazione sarebbe dovuta durare 2 ore. Mio marito era in apprensione, aspettava che i minuti passassero. Passò mezz'ora, poi 1 ora, poi 2 ore, ma ancora non c'erano notizie di me. Ciò che non sapeva è che dentro la sala operatoria l'operazione non stava riuscendo come doveva. Iniziai ad avere una forte emorragia e l'operazione di 2 ore diventò un'operazione di 8 ore. In quegli attimi Dio mi riportò alla memoria il Salmo 23, che dice: «Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca». E continua dicendo: «Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me». Mio marito ormai pensava che i medici non mi avrebbero più fatta uscire da quella sala operatoria. Ma oggi io sono qua a raccontarvi tutto questo perché Dio era con me. Sono qua a raccontarvi che Lui era con me in ogni momento, a raccontarvi che era con me in ogni situazione, a raccontarvi che fu Lui che mi fece uscire da quella sala, a raccontarvi che io sono un miracolo di Dio. Pace Chiesa, io sono un miracolo di Dio. Vorrei che più o meno 3 mesi delle mie ultime consulte con la dottoressa, io ho chiamato la pastora e ho detto che contato, né, che anche a dottoressa lei abbia fede del mio miracolo completamente. E ogni tempo lei diceva che da togliere il mio utero perché continuava a crescere. E questo qua dentro di me, qua sotto, è di tumore dentro di me. Era 18, in peso di 750 grammi. Lì sopra è dove è pulito il mio utero, non tolto il mio utero. Io devo fare ogni tanto controllo per non tornare quello lì o peggio di quello lì. Era quello lì che stava mi mangiando. E tutti qua lo sanno che mangio poco, né? E quello lì já stava me mangiando. E quello che io mangiava, mi mangiava quello lì. E ali eu me diventava magra, magra, magra. E a fine eu já estava me gonfiando, que se passasse como a sentir tutta riqueza, explodeva dentro de me. Ma Dio è fedele. E hoje sono qua a casa dei padri da contare questo e da fare vedere che io ho mai fatto questo, che è un mostro. Io ce l'avevo una pancia di 3 mesi, eu ho fatto una cesariana senza figli, ma oggi sono qua viva, tornato il mio corpo, tornato lavoro,
Ma prima di tutto devo ringraziare a Dio per questa opportunità di essere qua a contare questo per voi. Non mi guardano come una poverina, ma sì mi guardano come un miracolo di Dio. Perché Dio è fedele. E io ringrazio tanto a Dio ancora, un'altra volta. Ringrazio mio marito che è qua con me, che dall'inizio ad oggi prende cura di me. Questo tutto sopra Dio. E mia famiglia, mio papà che da primo poverino, che ha dato, cercato tante cose per non fare intervento, ma è fatto quello che poteva fare. Mia mamma, mia sorella, mio cunhato, a figlia, mia famiglia, mio marito, guarda, non c'è parole non c'è soldi, come mia mamma dice, che non c'è soldi da pagare. Grazie, amore. Grazie per tutto. Grazie per tutto. E basta. Grazie, Dio. Oggi, come ultimo anno, ultimo giorno di 2022, abbia fede, Chiesa. Abbia fede perché il Signore è il nostro pastore. E niente non manca. Anche na difficoltà che ho passato, ma Lui era lì, vicino da me, fino hoje, e seguirá. Amém? É com isso que eu vou lasciare pela Chiesa. Amen. Katia, Daniel, questi sono alcuni dei miracoli di Dio, ma come ha già detto giustamente Daniel, tutti quanti noi siamo un miracolo di Dio. Ognuno di noi ha la sua storia, ognuno di noi ha il suo racconto, ognuno di noi ha qualcosa che Dio ha fatto di speciale nella propria vita e che potrebbe salire qua sopra a raccontarlo. Forse non è qualcosa che sembra così spettacolare come quello che è successo nella vita di Katia e nella vita di Daniel, ma sicuramente è spettacolare perché è stato in noi. È stato nella nostra vita, è stato nella nostra famiglia, forse non è stata una guarigione, forse è stata un altro tipo di provvisione particolare, ma Dio è venuto incontro ad ognuno di noi e come lo è stato in passato, oggi siamo qua a celebrare che lo sarà anche nell'anno che sta per arrivare. Noi vogliamo terminare questo culto, ormai si sta avvicinando la mezzanotte e vogliamo chiedere a tutti quanti se possiamo alzarci in piedi e possiamo venire tutti qua davanti, facciamo insieme una preghiera e dopo lodiamo il Signore finché non arriva l'ora di festeggiare tutti quanti insieme l'anno che sta per arrivare. Mettiti con la persona della tua famiglia, ovviamente quelli della lode dovranno stare qua, ma prendi la persona della tua famiglia, mettiti vicino, abbraccialo, passa quest'anno nuovo con la persona che ti è più cara, con il tuo legame più stretto. Che Dio possa riempire le case di ognuno di noi di gioia in questo nuovo anno, che possa riempirle di un rinnovamento dell'amore, di un rinnovamento dell'unione. Padre, vogliamo iniziare, Signore, a profetizzare già qualcosa per l'anno che sta per arrivare. Sappiamo, Signore, che Tu hai già preparato qualcosa di grande in questo nuovo anno. Sappiamo, Signore, che Tu non lascerai niente, nessun particolare, nessun minuto di questo nuovo anno al caso, ma che Tu sarai sempre nel controllo, che Tu, Signore, sarai sempre pronto a venire in nostro aiuto quando ce ne sarà bisogno. Sappiamo, Signore, che Tu lavorerai, coopererai per noi, Signore. E ogni volta che noi Ti cercheremo, Tu, Signore, Ti avvicinerai sempre di più a noi, sempre di più ci mostrerai la Tua luce, sempre di più ci mostrerai il Tuo volto. Ma Padre, questa sera noi siamo qua a celebrare, Signore, Te, a celebrare Te, perché Tu, Signore, tanto hai fatto nelle nostre vite e ognuno di noi oggi potrebbe testimoniare che è un Tuo miracolo su questa terra. Sappiamo, Signore, che Tu farai ancora molto, lo farai nell'anno che verrà, in quello dopo, in quello dopo, in quello dopo, finché Tu non ritornerai a prenderci.
ma nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo profetizzare un anno di miracoli sulle nostre case, un anno di vittorie sulle nostre case, un anno di tuo sovrannaturale sulle nostre case, del Dio che può tutto, che viene a visitare ogni malattia, ogni infermità, che viene a visitare ogni problema che le nostre case affronteranno, ogni problema emozionale, sentimentale, ogni problema nelle relazioni tra moglie, marito, figli. Padre, noi ti chiediamo questo, Signore, e sappiamo che tu verrai e combatterai al nostro fianco e noi usciremo vincitori in Cristo Gesù. Nel nome di Gesù, Dio, concedi un 2023 benedetto ad ognuna di queste famiglie, Signore, a tutta la tua Chiesa, che ognuno di noi potrà riposare sicuro all'ombra delle tue ali. Noi ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Rivestito nella sua gloria, e la pienezza è dove lui sta. La sua voce avvolge cielo e terra, e quel che è in me si prostra in adorazione. Suo amore inonda i nostri cuori, la sua passione ci fa rivivere, la sua presenza distrugge ciò che non è reale. Santo, 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 santo. La Chiesa dichiara: santo, rivestito nella sua gloria, e la pienezza è dove lui sta. La sua voce avvolge cielo e terra, e quel che è in me si prostra in adorazione. Il suo amore inonda i nostri cuori, la sua passione
chiamiamo santo, 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 santo. Sentiamo solo le voci della Chiesa. Santo, santo, santo. Tu sei santo, 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 solo tu sei. Santo, 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 manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. La tua presenza. Santo, santo, Concludi questo anno dichiarando questo, dichiarando che Dio è santo, adorando Dio, adorandolo per tutto ciò che Lui ha fatto, per tutto ciò che Lui farà, ma ancora di più per chi Lui è. Finisci questo anno dichiarando santo, santo, santo. santo, 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 Nove, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Buon anno a tutti, buon 2023 a tutti.
perseguizioni non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che Feliz Ano Novo! nessuno può fermare la chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove e ciò in cui crediamo. Nazione Santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora lì. Un anno di vittoria! 2023! La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove e ciò in cui crediamo. Nazione Santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora lì. 2023 já passou.